Si è tenuta a Villa Barbara di Maser la conclusione del primo concorso Olio Evo Strada del Vino Asolo e Montello, un'iniziativa che ha messo in luce un comparto in costante crescita nella Marca trevigiana. Ad anticipare la consegna dei premi alle espressioni olivicole più meritevoli, un momento di confronto che ha restituito una fotografia del comparto attraverso interventi tecnici ed esperienze. Percorso che è nato con l'inserimento nel nostro consiglio direttivo di un rappresentante per il mondo dell'olio. Ci siamo modificati anche come denominazione perché oggi noi siamo Strada del Vino, dell'Olio e dei prodotti tipici Asolo e Montello, e nasce dalla presenza di molti produttori su questo territorio. C'è un fermento importante per quanto riguarda il mondo dell'olio, è un driver turistico che può diventare importante quasi quanto il vino, ma anche da un punto di vista economico può essere un volano di sviluppo per questo nostro territorio. Tra i promotori dell'iniziativa anche Veneto Agricoltura, che proprio sul comparto sta avanzando un significativo progetto di monitoraggio e affiancamento ai produttori. Sì, devo dire che la stessa Regione Veneto, grazie al Consiglio regionale, ha messo in piedi un progetto di legge molto importante per dar vita a un osservatorio che sarà in capo a Veneto Agricoltura, che appunto avrà il compito di tenere monitorato tutti quelli che sono gli appezzamenti di terreno dove c'è una pianta d'olivo, quali sono le difficoltà, le caratteristiche del terreno, appunto le malattie che si possono verificare, come curarle, la tipologia di olivo che viene piantato e capire quale è più giusto, propenso per quel tipo di territorio. Ecco, quindi l'osservatorio ha questo compito e noi come Veneto Agricoltura faremo un passettino in più per dare un riscontro a tutti i produttori. Un territorio, quello tra Asolo e Montello, che conta 700 produttori tra collina e pianura, una produzione cardine nell'identità locale, la cui espressione è stata giudicata con un panel test che ha coinvolto AIPO, ente certificatore riconosciuto dal Ministero. Eccellenti i dati emersi. I nostri oli vanno da un fruttato medio, diciamo, fino alla parte più alta del fruttato medio. Poi quello che troviamo all'interno naturalmente sono i sentori. I sentori sono dei buoni sentori di mandorla verde, diciamo così. Abbiamo generalmente, e che identifica il nostro territorio ma è legato decisamente anche alle cultivar, abbiamo il carciofo, che è un bel sentore e che è un sentore assieme alla mandorla verde che dà persistenza, quindi alla fine, dopo averlo degustato, ci troviamo questo sentore che riempie i nostri sensi. La cosa naturalmente che troviamo è anche quella che alla fine della degustazione non abbiamo la bocca unta, quindi è un olio che nonostante sia un grasso lascia la bocca pulita.